Ciao amici, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video e benvenuti a Durlo, in questo paese nell'alta valle del Chiampo. Ci sono dei trekking interessanti, c'è un paesaggio fantastico, a me riporta anche alla mia infanzia, alla mia gioventù, alla mia giovinezza, e quindi in questo paese suggestivo adesso io parto nel sentiero del castello per arrivare su al monte Purga, che c'è una storia molto interessante da raccontarvi. Vamos, let's go! In pochi minuti, affrontando una salita dalla discreta pendenza, si arriva al Monte Purga, dove ci sono i resti, si pensa, di un'antica fortezza, antico maniero, ma il Monte Purga di base è una conformazione di origine vulcanica, quindi qui siamo sulla bocca del vulcano, sul cratere, e qui si pensa che questa zona sia abitata addirittura dall'età del ferro. Quindi, come potete immaginare, potete vedere, è una zona rigogliosa, ricca di acque, e non ci resta altro che scoprirla. Dallo stesso sentiero che si è fatto per salire su al Monte Purga, al castello e al vulcano, si scende, si torna in paese ad Durlo, perché da lì inizia la vera e propria escursione di oggi. Un sentiero molto conosciuto, rinomato in zona, e fra un po' ve lo faccio vedere. Alla Fontana del León, e da qui parte la Via dell'Acqua, un progetto di un'associazione che si chiama Durlo 86, che mira a salvaguardare e a far conoscere il territorio con le sue tradizioni, che pian piano durante il percorso scopriremo. Quindi si parte per fare la Via dell'Acqua, che è segnata con questa goccia su tutto il sentiero. Attualmente, ovviamente, l'acqua è utilizzata per il discorso della lavorazione del pellame più giù a valle. Quindi noi da qui si parte per questa Via dell'Acqua. Il reticolo di sentieri di questa zona si chiama i Sentieri dell'Acqua. Qui ce ne sono indicati 4 su questo cartello che vi ho anche mostrato poco fa, e noi appunto andiamo a fare quello della Via dell'Acqua, però sappiate che in zona se ne possono fare parecchi e diversi. Qui in questo punto ci sarebbe la possibilità di andare in direzione Tamarloche o in direzione Zordani. Tamarloche mi hanno detto che non è poi così una fonte bellissima, e mi sembra che ci sia anche una strada un po' impervia per arrivarci, quindi il consiglio è quello di andare in direzione Zordani subito, però sappiate che si può andare anche a vedere
questa fonte d'acqua. Io prendo per Zordani e scendo di qua. Nelle contrade precedenti, salendo sulla strada asfaltata che va a Giazza e a Selva di Progno, si incontra questo cartello segnaletica della via dell'acqua. Quindi io presumo che bisogna proseguire la strada principale di qua. Adesso io non so se ho perso un'indicazione precedente, però a un certo punto la segnaletica mi è sembrata un tantino mancante. Comunque adesso procedo di qua. Spero che possano migliorare da questo punto di vista questo sentiero, perché è molto bello e merita. E si procede sulla strada asfaltata fino ad arrivare a questo punto. Si scende di qua, tutti i sentieri portano giù da questa direzione.
Abbiamo appena superato fontana chiamata delle Tratte, sempre dal nome della località dove si trova, e stiamo andando verso Durlo, quindi un bellissimo giro immersi in un contesto favoloso. Da una parte il gruppo del Tre Croci, dall'altra parte l'altra Lessinia, sempre che ci fa compagnia il Monte Purga con la sua bellissima forma conica da vulcano, che era la leggenda del suo castello costruito nella bocca. Secondo me è un percorso semplice, adatto a chiunque, e perché non lasciarsi cullare anche dai racconti di queste zone fatti di personaggi mitologici legati al mondo dell'acqua, le anguane ad esempio. Qui vicino c'è anche il Bosco delle Fate, e sono tutte zone assolutamente che io consiglio tantissimo. E adesso torniamo in paese. Ed eccoci tornati in quel di Durlo per un percorso di circa 7-8 km, molto molto bello, e che consiglio assolutamente a tutti. È veramente gustosissimo da fare. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche questo video vi è piaciuto. Ovviamente i vostri consigli sono sempre ben accetti. Iscrivetevi al canale, mettete un like a questo video se vi è piaciuto. Per voi è pochissimo, è gratis, per me invece vale tantissimo. Quindi io, anche dalla località di Durlo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!